Benvenuti a tutti. Oggi parleremo dei racconti della Natività e della loro narrazione artistica a Santa Margherita. Volutamente abbiamo parlato di racconti e di narrazione, perché saranno questi i due filoni che ci accompagneranno. Ovviamente, se andiamo a parlare di racconti, dobbiamo andare alle fonti di questi racconti. Innanzitutto i Vangeli canonici, che trattano della Natività, sono due, Matteo e Luca. I Vangeli canonici sono quelli riconosciuti dalla Chiesa come autentici, cioè quelli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e riconosciuti come ispirati da Dio. Questi testi sono databili al I secolo. Matteo e Giovanni sono due apostoli, Marco e Luca sono seguaci di Paolo, di Pietro e di Paolo. Canonici deriva dal greco canon, che era l'asta di misurazione, quindi va a significare elenco. Anche se pensiamo che i Vangeli canonici siano stati decisi dalla Chiesa con un'imposizione avvenuta in un certo momento preciso, in realtà erano quelli più diffusi sin dall'inizio delle comunità cristiane, che ne riconoscevano l'origine apostolica e dunque il legame coi testimoni. Fu il Concilio di Nicea nel 325 a ufficializzare il fatto che venissero adottati questi testi come appunto canonici, con il criterio che erano testi, 3 criteri, devono essere usati da sempre, da tutti e ovunque, utilizzati nella liturgia. Ma, dicevo, non è stata un'imposizione, perché ben prima questi 4 Vangeli erano riconosciuti come tali. In un frammento scoperto nella Biblioteca Vaticana si attesta che già nel 157 a Roma venivano letti e venerati quei 4 Vangeli. Poi esistono tutti gli altri chiamati Vangeli apocrifi, che sono o immediatamente successivi nella loro stesura o addirittura la cui stesura è avvenuta secoli e secoli dopo, che oltre a essere comunque un importante punto di riferimento per vedere come vivevano, come intendevano, quali erano le attese delle comunità cristiane, sono stati molto interessanti per quanto riguarda l'arte, il folklore e le tradizioni. Vedremo che i Vangeli canonici spesso sono sobri, tutto il resto viene da questa tradizione apocrifa, che apocrifo significa segreto, riservato a una piccola cerchia. Inizialmente proprio erano dei testi riservati a dei circoli segreti. E, dicevo, sono stati estremamente importanti per la rappresentazione della Natività, ma anche altre fonti hanno avuto il loro peso, come la leggenda aurea di Jacopo da Varagine, le visioni di Santa Brigida di Svezia e anche le conseguenze del Concilio di Trento toccarono in modo magari non sempre con seguito l'espressione dell'arte sacra. Basta pensare che veniva sconsigliato l'utilizzo dell'asino e del bue, in realtà poi questa cosa qua è andata piuttosto a essere disattesa. Bene, noi partiamo quindi in questo nostro racconto dagli antefatti. E guardiamo adesso una opera d'arte che troviamo nella chiesa di San Siro, relativamente recente, siamo al 1904, lo Sposalizio della Vergine di Raffaele Resio. Vi dico già da ora che le foto sono fatte da me col telefono, per cui purtroppo hanno anche qualche problema. Spesso non sono venute bene, e lo vedrete. Alcune volte ho rinunciato perché questioni di riflesso impedivano una buona visione delle foto. Questa è questa immagine, questo quadro che si trova nell'altare a capo della navata destra a San Siro. Abbiamo lo Sposalizio della Vergine. Sia Luca che Matteo definiscono Giuseppe promesso sposo di Maria. Anzi, Matteo è anche più preciso. Dice: ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo sposa, promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quindi Giuseppe e Maria, benché non vivessero insieme, erano promessi sposi. Oggi diremmo più che fidanzati, più sposi che fidanzati, perché nel mondo giudaico dell'epoca il cosiddetto fidanzamento era un vero e proprio impegno legale, comportava gli effetti giuridici del matrimonio. La fidanzata non viveva sotto lo stesso tetto del fidanzato, ma gli apparteneva come la sposa allo sposo. E addirittura, e lo vedremo, l'infrazione del vincolo di fidanzamento era condannata, a norma di legge, con la stessa pena dell'adulterio, cioè la lapidazione. Questa era la prima fase del matrimonio, che durava circa un anno. Poi, dopo circa un anno, c'era la seconda fase, che dava avvio alla convivenza della coppia con una grande e lunga festa. In questo quadro, dicevo che è del 1904, troviamo, come nel celebre quadro dello Sposalizio della Vergine di Raffaello, Giuseppe che presso il Tempio di Gerusalemme mette al dito della Vergine l'anello di matrimonio, alla presenza del sommo sacerdote. Questa scena è ispirata ai Vangeli apocrifi, con qualche inesattezza storica. Nessun sacerdote, e tantomeno il sommo, aveva parte nello sposalizio ebraico e all'epoca l'anello nuziale non era ancora rientrato nell'uso degli ebrei. Una particolarità, quindi Giuseppe, lo vediamo, ha in mano un bastone fiorito. Anche questo si basa su diverse tradizioni. Un apocrifo, il protovangelo di Giacomo, uno dei primi apocrifi, narra che quando Maria era stata affidata alle cure del Tempio e quando compì 12 anni i sacerdoti del Tempio decisero di fare una specie di concorso per stabilire a chi darla in custodia. Radunarono nel Tempio tutti gli anziani vedovi che dovevano deporre accanto all'altare i loro bastoni. Fu prescelto Giuseppe perché dal suo bastone era spuntata una colomba. Un'altra versione racconta che dal suo bastone spuntarono dei fiori. Ed eccoli. E tra l'altro li ritroveremo. Seconda, questo quindi è un antefatto che, come vedete, dai Vangeli ci vengono dette 2 righe, in realtà poi dagli apocrifi abbiamo tanti spunti. E non solo, gli apocrifi nel tempo spesso prendono spunto dai canonici, si rifanno ad altri apocrifi andando ad arricchire ulteriormente di dettagli e vedremo che proprio sono estremamente fondanti, importanti gli apocrifi per la narrazione artistica di questi fatti. Altro momento, premessa della Natività, è l'Annunciazione. Interessante come in diversi momenti della narrazione sono stati individuati anche dagli storici dell'arte e fissati sulle tele. L'Annunciazione a Maria la troviamo solo nel Vangelo di Luca. Altra cosa che vedremo è che spesso determinati fatti sono narrati da un evangelista che predilige narrare certe cose piuttosto che dall'altro. Stiamo parlando sempre di Matteo e Luca, che sono quelli che vanno a narrare la natività di Gesù. Il Vangelo di Luca sull'Annunciazione, naturalmente è un brano che conosciamo tutti, l'angelo va nella casa di Maria, entra e dice: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, e a queste parole lei rimase turbata. Primo momento che spesso gli artisti vanno a cogliere è questo momento qua, il turbamento, conturbazio. E si domandava che senso avesse un tale saluto. Altra fase, ripresa dagli autori, che è la cogitatio. Un angelo disse: non temere, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, eccetera, eccetera. E allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Altra fase, l'interrogatio. E l'angelo spiega e indica poi Elisabetta
come una sorta di prova. Tua cugina Elisabetta nella vecchiaia ha concepito un figlio, lei che ritenevano tutti sterili. A quel punto Maria dice: eccomi. Umiliazio, altra fase che è stata ripresa dai pittori e dagli artisti, e l'angelo partì da lei, e questa è la meditazio. Ecco, gli storici dell'arte sono in grado di riconoscere in queste varie fasi di questa scena quale di queste fasi è rappresentata in un'opera d'arte. Questo quadro che abbiamo davanti ora, attribuito al seicentesco Giovanni Battista Carlone, è un'annunciazione che troviamo a San Michele di Pagana. La tela, questa qua, fa parte di 4 quadri che nel 1818 Giacomo Spinola dona alla chiesa di San Michele. Gli Spinola hanno grandemente beneficiato, la chiesa di San Michele, di opere d'arte, specie nel primo quarto dell'Ottocento. E potrebbe venire questa tela dalla demolita chiesa di San Domenico in Genova. Come vediamo, partecipano alla Annunciazione qua in alto lo Spirito Santo, naturalmente, e il Padre che invia lo Spirito Santo. Immancabile ai piedi della Vergine, scusate, il giglio bianco, che lo vediamo qui, e ai piedi della Vergine troviamo una cesta con un panno bianco. Un possibile forse riferimento, posso pensare al fatto che alcune fonti apocrife dicono che Maria tesseva, anzi per il protovangelo di Giacomo stava tessendo un tessuto porpora e scarlatto per il Tempio. Forse un riferimento al ruolo di tessitrice tra Dio e l'uomo di Maria, o forse è un panno così disordinato proprio perché l'arrivo imprevisto dell'angelo non ha permesso di mettere ordine, oppure il bianco comunque riferito alla sua purezza. Ma vediamo come l'Annunciazione, in questa pregevole opera d'arte, non sia soltanto qui. Tra l'altro troviamo anche una corona sopra la Vergine, portata, e uno scettro, portati da degli angioletti. Passiamo ora ad un'altra immagine che si riferisce a Nicola Cianfanelli, di cui andremo a parlare, che nella volta del transetto sinistro della Basilica di Santa Margherita, intorno al 1826, va a dipingere questa Annunciazione, dove dal cuore del Padre scende la luce sulla Vergine. Qui invece siamo a San Lorenzo della Costa, dove Italo Primi, autore artista rapallese, nella mensa dell'altare va a presentarci in questa scultura anche l'Annunciazione della Vergine. Immancabilmente l'angelo porta un fiore, ma anche c'è un giglio ai piedi dell'inginocchiatoio della Vergine. Ma andiamo avanti. Luca va a narrare ora, e proseguiamo praticamente con il testo che abbiamo appena visto, la visitazione. Maria si mette in viaggio e va da sua cugina Elisabetta, che è come il segno indicato dall'angelo nell'Annunciazione per far capire a Maria quello che stava accadendo. Le due si incontrano, Giovanni il Battista nel grembo di Elisabetta sussulta, Elisabetta benedice Maria e il bambino che porta nel grembo, e Maria successivamente intona il Magnificat, che esalta l'opera di Dio su di lei. Questa tela che vediamo è del Giovanni Lorenzo Bertolotto, che tra l'altro anche abbiamo quella tela presente in Basilica di questo autore. Si trova a San Michele, qua è il momento dell'incontro tra Elisabetta e Maria. Elisabetta, già anziana, provata dalla gravidanza, saluta la Vergine e sembra che si stia mettendo in ginocchio. Sembra il momento in cui debba dire dica che debbo che la madre del mio Signore venga a me. E l'iconografia tradizionalmente coglie o il saluto o l'abbraccio fra le due. L'evento della visitazione in Oriente è chiamato
asphasmos, l'abbraccio. Quindi c'è un abbraccio o appunto l'arte coglie il momento in cui Elisabetta si inginocchia. Stesso tema lo troviamo sempre in Basilica nel transetto sinistro, perché Ciampanelli va a dipingere sulle volte della navata centrale dei due transetti della Basilica i misteri del Rosario. Quindi troviamo anche qua l'incontro tra le due donne. Se Luca ci racconta l'annunciazione dal punto di vista di Maria, Matteo ce la racconta dal punto di vista di Giuseppe. Matteo si rivolge all'ambiente giudaico, mentre Luca si rivolge ai gentili, quindi ai non ebrei. E quindi Luca, dopo aver fatto, Matteo, dopo aver fatto una lunga lista genealogica per mettere un filo rosso da Abramo a Gesù, ci presenta l'annuncio a Giuseppe. Ritenuto uomo giusto, che non voleva ripudiarla, quindi quando venne a sapere che Maria era incinta, lui, che era un uomo giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Lo dicevamo prima, essendo promessa sposa, comunque anche in questa fase, di fatto c'erano gli effetti legali di un matrimonio e quindi di fronte a un adulterio il promesso sposo poteva ripudiarla e farlo in pubblico, esponendola. Lui, che era un uomo giusto, decide di licenziarla in segreto. Però, mentre stava pensando a queste cose, in sogno, un angelo gli dice: non temere di prendere con te Maria, perché il figlio che dà alla luce viene dallo Spirito Santo. E e poi Giuseppe fa quello che dice l'angelo. Bisogna dire che Giuseppe è l'uomo dei sogni, lo spazio, il luogo dei suoi passaggi decisivi è il sogno. In sogno un angelo lo avverte del concepimento di Gesù, in sogno lo avvertirà di fuggire in Egitto, in sogno verrà avvertito del momento di ritornare in Egitto dopo la morte di Erode, un sogno lo istruirà circa il viaggio del ritorno. E l'opera che presentiamo rappresenta un sogno di Giuseppe. Io l'ho trovato indicato come il sogno prima della fuga in Egitto, ma mi piaceva collocarlo in questo punto perché penso che possa anche essere letto come il sogno dell'annunciazione a Giuseppe. Anzi, mi verrebbe da pensare che la colomba dello Spirito Santo che troviamo lassù in cima quasi porterebbe verso questa ipotesi, in quanto nel primo sogno l'angelo parla proprio dello Spirito Santo che ha generato in Maria il figlio. Quest'opera, molto bella, che troviamo a San Michele, è attribuita a Valerio Castello. Come vedete, non ci soffermiamo troppo sugli aspetti artistici che meriterebbero, ma cerchiamo di cogliere i fili della narrazione degli eventi della Natività. Non andiamo a cercare, per esempio, i presepi, sarebbe tutto un altro discorso, ma andiamo a cogliere quegli elementi che troviamo così tutto l'anno sotto i nostri occhi e magari possiamo imparare a leggerli e a coglierli in una maniera diversa. I Vangeli canonici ci dicono che Giuseppe era un uomo della stirpe di Davide, un giusto, che faceva il carpentiere, come si evince in Matteo e Marco. La parola greca usata per carpentiere è da intendersi come colui che lavora il legno e la pietra, magari abile nel costruire le strutture lignee per le abitazioni. I Vangeli canonici non ci dicono nulla sulla sua età, però vedete qua, non è giovanissimo. Sappiamo che certamente da quando Gesù inizia la sua missione non viene mai citato il padre, ma solo la madre, la quale viene affidata sotto la croce nel Calvario a Giovanni. I Vangeli apocrifi, come le visioni di Brigida, vedono Giuseppe come un uomo già vedovo. Addirittura, secondo l'apocrifo Storia di Giuseppe, sarebbe sopravvissuto ben oltre i 100 anni. Ed ora arriviamo
all'evento clou del nostro incontro, la nascita di Gesù. E in questa prima parte bisogna dire che San Michele fa la parte del leone, la chiesa di San Michele di Pagana. Mentre l'Evangelista Matteo è molto stringato circa la nascita di Gesù, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. Capitolo 1. Inizia il capitolo 2. Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode e poi parla dei magi. Luca invece è preciso, dopo aver parlato della nascita e circoncisione del Battista, narra la nascita di Gesù. La storia la conosciamo, c'è un censimento, Giuseppe dalla città di Nazaret da Galilea salì in Giudea a Betlemme, si compirono i giorni del parto, Maria dà alla luce un figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Seconda parte, alcuni pastori che vegliavano di notte e facevano la guardia al loro gregge, ricevono l'annuncio dell'angelo che dice di non temere, che è nato il Cristo Signore, lo troverete in un segno. Troverete il bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Gli angeli cantano il Gloria e i pastori vanno a Betlemme e poi tornano indietro dopo aver visto il bambino. Maria, dice il testo, da parte sua serbava queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, tenendo conto di questo, passiamo alla prima opera. Dicevo che San Michele di Pagana torna, ignoto pittore anversano del secondo quarto del XVI secolo, con questa natività. Questa tavola, che si pone probabilmente nell'ambito di una bottega anversana, venne affidata alla chiesa parrocchiale di San Michele da Giacomo Spinola nel 1815, che sappiamo acquistò diverse opere da edifici ecclesiastici soppressi tra 700 e 800, con la clausola però di potersele riprendere quando avesse voluto. Vennero poi donate questa tela e la tela della fuga in Egitto, che vedremo dopo, definitivamente alla parrocchia da Franco e Paolo Spinola nel 1957. Probabilmente questa e l'altra sono ante di un trittico. Una cosa osserviamo? Che tanto la Natività è collocata in uno spazio di architetture in rovina. Nella prima pittura fiamminga, questo potrebbe riferirsi a quella, si adottò un tempio in rovina che rappresentava lo stato fatiscente dell'alleanza antica della legge ebraica. Forse questo è un eco. Altro riferimento circa i templi era la storia riportata da Jacopo da Varagine, che nella notte che Jacopo da Varagine, vescovo genovese, domenicano, quindi stiamo parlando del XIII secolo, che nella notte della nascita di Cristo la basilica di Massenzio a Roma, secondo Jacopo, che ospitava una statua di Romolo, in parte crollò, lasciando le imponenti rovine che sopravvivono ancora oggi. Ma se andiamo a osservare da vicino, il bambino non si trova su una mangiatoia, ma su un'ara classica. Segno del sacrificio di cui sarebbe stato poi oggetto, forse. D'altronde, nella tradizione orientale il bambino è avvolto in fasce, che ricordano il sudario, ed è spesso sdraiato su una pietra, raffigurante la tomba piuttosto che una mangiatoia. Da osservare gli angeli, che qui sono vicini al bambino. Anche questo è una cosa piuttosto originale, ma che veniva usata, specie appunto nella pittura fiamminga. D'altra parte il Vangelo arabo dell'infanzia, databile tra V e VIII secolo, parla di angeli adoranti. Guardate che bei tessuti questi angeli. Guardate l'angelo qua in cima, che bel panneggio che porta. E abbiamo poi anche, qui, molto belli, il bue e l'asinello.
Ora, i Vangeli canonici non parlano di bue e asinello. Alcuni apocrifi parlano della famiglia che si era spostata in asino, mi pare credibile, no? Mica c'erano le auto. E se era una zona di pastori è possibile che ci fosse anche un bovino. La presenza di questi due animali incomincia a essere parte dell'iconografia della Natività a partire dal IV secolo. L'apocrifo Vangelo dello Pseudo Matteo, scritto in latino tra VIII e IX secolo, quindi ben oltre dopo il IV secolo, dice che appunto si adempirono delle parole del profeta Isaia. Il bue riconobbe il suo padrone, l'asino la mangiatoia del suo signore. Gli animali lo adoravano il bambino in mezzo a loro di continuo. Profeta Abacuc ti farai conoscere in mezzo a due animali. Bisogna dire che nella Bibbia l'asino è considerato la cavalcatura nobile, la cavalcatura in tempo di pace. Gesù entrerà a Gerusalemme qualche giorno prima della passione cavalcando un'asina. A sua volta il bue, simbolo di forza, bonaria, di carattere pacifico, è un animale da lavoro per eccellenza, è il servo dell'uomo. Quindi potrebbero anche rappresentare la missione di Cristo stesso. E i primi teologi cristiani, Agostino, Ambrogio e altri padri, vedono il bue come rappresentante del popolo ebraico, oppresso dalla legge, e l'asino come rappresentante dei popoli pagani che porta il peccato dell'idolatria. Altra cosa che voglio farvi notare è come la Vergine, qui come nell'altro quadro, suo compagno che vedremo poi dopo, indossa abiti neri. Potrebbe essere un cambiamento del gusto, un segno, dovuto forse alle continue guerre e pestilenze che travagliavano l'Europa e in particolare i paesi del nord in quegli anni. Ed ora passiamo a San Siro. Scusate per la foto, ma è molto difficile in condizioni normali riuscire a fotografare in maniera chiara, sufficientemente chiara. San Siro, Giovanni Battista Paggi in attività con adorazione dei pastori. Paggi, pittore genovese, forse allievo del Cambiaso, passò parecchi anni della sua vita a Firenze, perché accusato a Genova dell'omicidio di un amico. La fuga a Genova è del 1579. A Firenze ebbe accesso alla corte dei Medici, conobbe, apprezzò e collaborò con importanti artisti del suo tempo, tra cui il Giambologna, fiammingo tra l'altro di origine anche lui, al punto che il Giambologna scelse proprio il nostro genovese Giovanni Battista Paggi per una delle tele della sua cappella funebre al santuario dell'Annunziata a Firenze. Io mi sono stupito diverse volte, no, andando in Toscana, del trovare diverse opere del Paggi in diverse città. Io l'avevo visto a Pistoia, ma questa è la ragione. Giunse addirittura a dirigere un proprio studio, un proprio atelier in via del Mandorlo a Firenze, dove c'era lo studio in passato di Andrea del Sarto. Poi c'è un rientro provvisorio a Genova nel 1590 e un rientro definitivo nel 1599. La scena di questo quadro si svolge in una capanna, a cui dietro da una finestra, vedete, sbuca una donna, con un canestro in testa. Tutti gli sguardi dei presenti sono rivolti al bambino. Una mamma, vedete, guardate che bel atteggiamento, mostra con estrema dolcezza al figlio il bambino abbracciandolo. Vedete, sta abbracciando questo bambino, come a dire, guarda cosa c'è, ecco, ma non avvicinarti, ti tengo, non toccare, proprio come farebbe una mamma. E il bambino Gesù si presenta con questa posizione fetale che è molto, molto, molto particolare. Ai piedi, doni altamente simbolici. Le uova, scusate, segno di vita e fecondità, la selvaggina che potrebbe rappresentare la morte, ma anche il melograno. Il melograno possiede tanti significati simbolici, dall'amore fecondo, il cantico dei cantici, alla castità.
Una leggenda lo lega alla passione di Cristo, ma dal Medioevo nell'arte va anche a significare la risurrezione. Nella Bibbia questo frutto è uno dei frutti della terra promessa. Questo frutto è anche segno della benedizione, quindi dell'alleanza tra Dio e l'uomo. È uno dei frutti che sono indicati per adornare le vesti del sacerdote e il Tempio, sempre nell'Antico Testamento. Una curiosità, una tela analoga la troviamo oggi anche, sempre del Paggi, alla chiesa del Carmine a Genova. Restiamo in tema di natività. Questa è una copia di un autore ignoto di fine Settecento, inizio Ottocento, copia della famosa adorazione dei pastori del Grecchetto, tela del 1645, quella originale, che si trova nella chiesa di San Luca a Genova. Questa la troviamo a San Michele e non a caso San Luca in Genova è la chiesa gentilizia degli Spinola, dai quali probabilmente venne commissionata quest'opera. Questa rispetto all'originale in realtà è più bassa, cioè vengono tagliate una parte in alto e una in basso, forse si perdono alcuni particolari e c'è un effetto di maggior schiacciamento. Vediamo che il bambino è decisamente collocato su una mangiatoia, con dietro delle colonne classiche. E bellissimi sono questi angeli in alto, e con turibolo, eccolo qua, il turibolo è un oggetto dei riti, che per spandere l'incenso. Qui abbiamo solo, a Genova si vede interamente nell'originale, qui vediamo solo la base della navicella. La navicella è quell'oggetto che serve per contenere l'incenso da gettare nel turibolo fumante, e qui c'è il cucchiaio, vedete che tiene quest'angelo, che serve per prendere l'incenso dalla navicella per metterlo nel turibolo. Quindi un'adorazione che fanno gli angeli quasi liturgica. Tra l'altro questo particolare lo troviamo anche in un'altra natività attribuita al Grecchetto che si trova proprio ai musei di Strada Nuova in Genova. Il bambino, e questa è un'altra cosa che troviamo spesso, vedete che ha un'aureola diversa, ha dei raggi, mentre gli altri hanno un'aureola. Questo pastore qua avanti suona uno strumento musicale, un antenato del fagotto, la dulciana, che ha iniziato a diffondersi da metà dell'Ottocento, da metà del Cinquecento. Il pastore, tra l'altro, ha le parvenze di un satiro, con la posizione del busto un po' inclinata. Sembra quasi un saxofonista moderno che suona. In realtà questa posizione un po' inclinata potrebbe anche essere una simbologia del paganesimo che si inchina rispetto a Cristo. Spunta qui dietro un angelo, un asino, spunta qui il muso di un cagnolino un po' poco visibile, segno di fedeltà, e qui alla base si fa fatica a vederla, ma c'è, un po' stilizzata, una lanterna rovesciata per terra, forse a indicare che era giunta la luce vera, oppure un riferimento alla luce emanata dal bambino, chissà. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti, ritorniamo alla Basilica di Santa Margherita, dove troviamo sulla volta della navata centrale quest'altra natività di Ciampanelli. Ho due parole su Ciampanelli, che lo abbiamo già incontrato e lo incontreremo, perché a parte che ha lavorato anche a San Giacomo sul cattino dell'abside della volta del presbiterio con il martirio e la gloria di San Giacomo, e a San Giacomo su una tela che poi vi presenteremo dopo della strage dei Innocenti. Ciampanelli debutta nel 1822 collaborando a delle decorazioni, essendo fiorentino, al Palazzo Borghese di Firenze. Lavora sia in Liguria che a Firenze per chiese e palazzi, lavora per il Teatro Carlo Felice di Genova, che è inaugurato nel 1828, dipinge anche tra il 1834 e il 1838 per Leopoldo II di Toscana un soffitto
dove vengono dipinte e rappresentate delle scene dei Promessi Sposi. Per la basilica, dicevamo, dipingerà tempera alle volte della navata centrale e del transetto. Pare che inizialmente fossero stati contattati per dipingerlo i fratelli Vacca, che hanno fatto in basilica il catino absidale e la volta del presbiterio, ma avevano un altro impegno. Allora poi venne contattato il fiorentino Pietro Benvenuti, che però era occupato con le committenze del Granduca di Toscana, e il Benvenuti inviò a Santa Margherita il suo allievo, Nicola Cianfanelli, che quindi vediamo, cerchiamo di coglierne anche qui alcuni aspetti dell'iconografia, cioè cosa ci raccontano. Ripeto, il filo rosso di questo incontro è la narrazione, è il racconto. Abbiamo una luce qui dietro che viene dall'alto, con un angelo che annuncia ai pastori. Abbiamo una luce particolare messa dal bambino. Qui è molto evidente. Potrebbe essere un riferimento, ne parleranno anche degli apocrifi, ma tipo Santa Brigida, nelle sue rivelazioni celesti, racconta che con Maria c'era un uomo molto dignitoso, Giuseppe, con loro avevano sia un bue che un asino. Quando furono entrati nella grotta, e dopo che il bue e l'asino erano stati legati alla mangiatoia, il vecchio uscì e portò alla Vergine una candela accesa e la fissò al muro, e poi uscì per non essere personalmente presente alla nascita. Santa Brigida prosegue dicendo che dopo la nascita la grotta fu riempita di un'ineffabile luce divina che superò completamente la luce terrena della candela di Giuseppe. Poi anche qui vediamo il bue e l'asinello, vediamo il bue, ma vi posso assicurare che seppur stilizzato c'è l'asinello, c'è un ambiente con una specie di scala e colonna e sicuramente un ambiente notturno. Luca dice che i pastori vegliavano di notte, c'è la luna qui in alto, quando ricevettero l'annuncio dell'angelo. Ed ora passiamo all'immagine successiva. San Siro, Natività, volta della navata centrale, Raffaele Resio, quello che abbiamo già incontrato, verso fine Ottocento. Resio, due parole sull'autore, nasce a metà dell'Ottocento e muore nel 1927 e cresce in una famiglia di artisti. A Roma avrà molto successo come acquerellista, ma a Savona è dove realizzerà poi la quantità maggiore dei suoi lavori. È chiamato pittore degli angeli, perché non esita a mettere figure angeliche un po' ovunque. Addirittura nella chiesa di San Domenico a Savona la cupola viene affrescata dal Resio con ben 80 angeli. E addirittura sul suo monumento funebre, che oggi si trova al cimitero monumentale di Savona, si può leggere Raffaello Resio, il pittore degli angeli. Visse, pensò, amò. Dipinse come un poeta, ora è immortale. Anche qui è notte. Vedete che qui dietro ci sono, in un ambiente certamente esotico, ci sono le stelle nella notte, ci sono le palme. Ora non c'è scritto da nessuna parte che Gesù sia nato a mezzanotte. È una convenzione legata al fatto che è l'inizio del nuovo giorno. Come del resto è convenzionale la data del 25 dicembre, che si è andata a sovrapporre alla festa romana pagana del giorno della nascita del Sole Invicto, dies natali solis invicti, cioè invicto mai vinto, invincibile. E quindi i Vangeli parlano che i pastori vegliavano di notte. E qui la notte viene rappresentata. Troviamo che fanno capolino di lato il bue e l'asinello, e qui vediamo comparire una grotta. Circa il ricovero nella grotta ne parla Giustino nel II secolo, applicando a Cristo delle parole del profeta Isaia. Ma anche il protovangelo di Giacomo, anch'esso del II secolo, scrive: Giuseppe trovò una grotta e vi condusse dentro Maria. Qui avvenne il parto e successivamente venne deposto in una mangiatoia.
Anche lo pseudo Matteo, altro apocrifo, dice: 3 giorni dopo la nascita, Maria uscì dalla grotta, entrò in una stalla, depose il bambino in una mangiatoia, ove il bue e l'asinello l'adoravano. D'altra parte, l'iconografia orientale colloca il bambino appena nato all'imboccatura di una grotta profonda, proprio per voler dire la sua discesa nella profondità della condizione umana. Ora siamo al centro del nostro racconto e facciamo una parentesi, ovvero come se fossimo in un libro come quei box, no? Quei riquadri che ci sono dentro i libri che in realtà non raccontano quello che magari in quel capitolo si sta raccontando, ma fanno un approfondimento, affiancano come fossimo in una nota. Ecco, molti degli eventi raccontati in questo incontro fanno parte dei misteri gaudiosi del Rosario e li ritroviamo come misteri del Rosario in quasi tutte le chiese, in una forma piuttosto che in un'altra, in quanto la Madonna sotto il titolo del Rosario è stata molto venerata. Santa Margherita far cornice al dipinto di Bernardo Castello. Abbiamo i 15 misteri del Rosario attribuiti a Paolo Gerolamo Piola. A San Lorenzo, alla statua della Madonna del Rosario, ci sono 15 formelle con i misteri. Così anche a San Siro. E così anche a San Michele. A San Giacomo, dove in antico veniva fatta una festa per la Madonna del Rosario, c'è un affresco del Barabino, della Madonna del Rosario, ma i misteri poi li ritroviamo presenti sui portoni, pesanti portoni esterni, in un'opera del 1984. A San Siro, ma come anche nelle altre chiese, c'era una compagnia, una confraternita e addirittura un oratorio in passato della Madonna del Rosario. E in questa parentesi vorrei ricordare queste ceramiche che fanno parte della serie dei misteri del Rosario, che sono di proprietà della parrocchia di San Siro, che sono state fatte dal maestro Edoardo Ceccardi. Vogliamo ricordare perché è, come vi dirò, mancato a marzo di quest'anno 2020, il maestro come ultime volontà ha lasciato che tutte le opere presenti nella sua bottega artigiana, gli stampi e le ceramiche, i 2 forni elettrici per la cottura della creta, ha lasciato che fossero donate al comune di Santa Margherita. Questa è stata la sua volontà e quindi anche come comunità cittadina siamo molto riconoscenti di questa cosa qua. Edoardo Ceccardi, sammargheritese di adozione, ha aperto il primo laboratorio a Santa nel 1962. E esistono diverse opere, un presepe, oggi non parleremo dei presepi, a San Siro, abbiamo l'immagine di Sant'Anna nella cappella di Via Romana, il suo è anche l'originale in Creta del Cristo processionale, quello un po' più moderno che troviamo fuso in una particolare lega metallica che si trova nell'oratorio di Sant'Erasmo. Quindi, e qui naturalmente vediamo questa formella, questa ceramica che ho scelto perché rappresenta una natività che ancora di più è l'oggetto del nostro incontro di oggi. Sempre in questa parentesi narrativa, direi anche che il Santo Bambino, Re del mondo con il globo nelle sue mani, è venerato a San Giacomo, parrebbe da moltissimo, moltissimo tempo. Infatti, oltre all'immagine del Santo Bambino, che non sono riuscito a fotografare bene, per cui non ve la mostro, ma vi mostro un'altra cosa, troviamo anche delle suppellettili, tipo questa tovaglia, dove troviamo appunto l'immagine del Santo Bambino che regge il mondo. Qui vediamo appunto le decorazioni di questa tovaglia, anche col pizzaltopolo, dedicata appunto a questa particolare devozione. Tra l'altro, una curiosità, a un certo punto mi è parsa di aver riconosciuto l'immagine del Santo Bambino
anche nella Basilica di Santa Margherita, sul primo altare, entrando a destra, quello dedicato alla deposizione di Cristo, con una coppia da Luca Cambiaso, e guardo e dico, ma quello è il Santo Bambino. Adesso l'ho fotografato con particolare. Lo sembra proprio, cioè c'ha il globo in mano. Allora, bisogna dire che anticamente gli elementi delle chiese talvolta venivano comprati da altre chiese quando venivano sostituiti o le chiese stesse venivano distrutte. E così fu per questo, evidentemente. Non ho informazioni concordanti su da quale chiesa genovese provenga questo altare, ma sicuramente so che un paio di altri altari della Basilica, per esempio, provengono dalla distrutta chiesa di San Paolo a Genova, che si trovava nella zona di Pre. Ma è una cosa usuale. Il pulpito vecchio della Basilica è quello che si trova a Nozzarego. L'organo della Buona Morte, non vorrei sbagliarmi, ma proverrebbe dalla chiesa dell'Albergo dei Poveri in Genova. Quindi era una cosa in passato estremamente diffusa. Poi ricordiamo anche qui non sono riuscito a fotografarlo bene, non ve lo faccio vedere, una foto di famiglia, no scusate, è un'opera attribuita al Cambiaso, di proprietà della comunità parrocchiale di San Lorenzo, con un tema inerente al nostro incontro. Si tratta di una Sacra Famiglia con San Giovannino, che appunto non sono riuscito a fotografare. Altro tema inerente con il nostro incontro, che esula un po' dalla nostra narrazione che vogliamo fare, è anche la formella in terracotta che troviamo al chiostro del convento dei Cappuccini a Santa Margherita, di Alberto Sparapani, dell'artista Alberto Sparapani, che rappresenta varie formelle, rappresentano la vita di San Francesco, ma questa rappresenta il primo presepe vivente a Greccio. Ma ritorniamo a dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti alla Natività e adesso passiamo all'adorazione dei magi. Nei Vangeli canonici il tema dell'adorazione dei magi è trattato solo da Matteo, come del resto dei pastori parla solo Luca. Però i primi a essere citati come testimoni dai canonici sono i pastori, che per diritto ebraico era la categoria più povera e diseredata, privi di diritti, non potevano testimoniare in tribunale, e i magi, stranieri, zoroastriani, quindi dei non ebrei, degli incirconcisi, dei pagani. Nei Vangeli canonici abbiamo i magi che da Oriente, seguendo una stella, cercano il re dei Giudei per adorarlo. Erode segretamente li chiama perché teme che questo bambino possa minare il suo potere. Si fa dire quando è comparsa la stella, gli esorta al ritorno di passare da lui per informarlo del luogo preciso, ma un angelo gli avviserà di passare al ritorno per un'altra strada. La stella si ferma sul luogo dove si trova il bambino. Non viene detto quale luogo, ma si dice che entrano in una casa, nella casa, e li trovano Maria col bambino. Lo adorano offrendo oro, incenso e mirra. Quindi gli elementi mancanti rispetto a questa narrazione ci provengono da altre fonti. Non viene detto il loro numero, la loro età, i loro nomi, le loro caratteristiche fisionomiche. Non viene detto che sono re, ma solo che sono magi. Chi erano? Dei sapienti, probabilmente dei profondi conoscitori dell'astronomia, provenienti dall'Oriente, probabilmente sacerdoti zoroastriani, forse di origine persiana. Un altro aspetto interessante è che i magi, secondo gli apocrifi, non appartenevano a un unico popolo. Secondo alcuni apocrifi e le varie leggende che ne parlano diffusamente, di questi visitatori che vengono da lontano, che possono essere in alcuni casi 3, 4, 6, 12, a seconda delle tradizioni, percorrono strade diverse per seguire la famosa stella. E si incontrano, secondo queste leggende, solo alla fine del viaggio, presso il Monte Calvario, e a sorpresa, pur parlando lingue diverse, si capiscono. Nei secoli i magi d'Oriente, capite che hanno scatenato l'immaginazione popolare, e la loro vicenda si è arricchita di dettagli anche sempre più esotici. Sui loro nomi, le varie tradizioni non sono concordi. Il Vangelo arabo dell'infanzia li chiama con 3 nomi particolari, in diverse cronache del Medio Oriente sono chiamati con altri nomi. I nomi che noi conosciamo maggiormente, Melchiorre, Gaspare e Baldassare, sono giunti fino a noi e sono stati tramandati dal Vangelo armeno dell'infanzia,
la cui datazione è controversa, dal IV al XII secolo, e da altri testi. Il Vangelo almeno dell'infanzia dice che erano 3 fratelli che venivano da 3 regni differenti, che parlavano lingue diverse e che avevano un gran seguito, con 12 comandanti e 12.000 uomini di cavalleria. Che affollamento intorno al bambino Gesù, con 4.000 uomini per regno. Si può leggere anche come ci vengono consegnate le figure di questi magi, andando a cogliere che in realtà vanno a rappresentare le 3 età della vita e l'umanità allora conosciuta, cioè l'estirpe di Noè, cioè l'estirpe delle figlie di Noè, Sem, Jafet e Cam. Il loro aspetto più o meno rimase un po' invariabile. Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, uno vecchio e canuto, uno giovane con la pelle chiara e un uomo dalla pelle scura. Quindi, come dire, tutte le razze e tutte le età, per dare un'idea di universalità. Qua siamo soffermati su questa grande tela, molto grande, che si trova in Presbiterio a San Giacomo, dell'Adorazione dei Magi di Francesco Baratta. Una curiosità su Francesco Baratta, intanto è omonimo del ben più famoso scultore seicentesco. È un pittore genovese morto da appena 30 anni, del 1835. Fu Francesco Baratta, questa è una curiosità che lega un po' con la storia della nostra zona, a ritrovare o a restaurare, non ho trovato concordanza nelle fonti che ho consultato, a Palazzo Ducale, i 4 pezzi del Polittico della Cervara, oggi ai musei di Strada Nuova. Francesco Baratta, dopo una esperienza romana, nel 1827 tornò a Genova, diresse la scuola di pittura dell'Accademia Ligustica, dipinge il Beato Jacopo da Paragine che pacifica i genovesi in cattedrale, dipinge i fregi della cappella dell'urna di Santa Caterina, l'Annunziata di Portoria, e dipinge anche questa opera per San Giacomo. Nel dipinto, in un certo senso, si unisce l'adorazione dei pastori con quella dei magi. Infatti, come vedete qua, c'è un agnello per terra, chissà, potrebbe essere anche un segno, un simbolo del destino del bambino. Vediamo che qua l'incenso è già bello fumante, ci sono i magi con queste stoffe che sono veramente molto belle. Abbiamo un panneggio alle spalle della scena che dà anche movimento. Anche qui San Giuseppe ha il bastone fiorito, abbiamo già visto il perché. Poi, se stiamo attenti, vedete ci sono anche le corone, partecipano dei bambini. È molto, molto, molto simpatico, che sembra quasi uscito insomma, questo cammello, dromedario che sta alle spalle, questo viso qui, è estremamente simpatico. E notiamo che c'è un altro personaggio qui che porta delle perle. E a proposito di perle c'è una leggenda che parla del quarto re magio, no? Che all'inizio era partito con gli altri 3, aveva deciso di regalare a Gesù un sacchetto di perle, ma per strada, quando incontrava qualche bisognoso, decise di regolarne una qua e una là e finirono tutte. Quindi non se la sentì di proseguire il viaggio a mani vuote e si fermò. Che figura avrebbe fatto? Ma in realtà quella notte sognò Gesù che lo ringraziava delle perle che gli aveva regalato. Qui le perle però ci sono ancora. Andiamo avanti. Qua siamo a San Lorenzo della Costa. Navata centrale, Adorazione dei Magi di Luigi Morgari. Vedete qua c'è scritto chiaro Luigi Morgari 1920, negli anni 20. Probabilmente la famiglia che ha donato questo lavoro, che si trova sulla volta della navata centrale a San Lorenzo, Olivari, Lorenzo e famiglia, Morgari torinese, soprattutto affrescatore, nato anche lui in una famiglia di artisti,
operò soprattutto in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, cioè vicino a noi a San Pietro di Novella, a Pieve Ligure, a Santo Stefano di Labania, nell'entroterra, a Orero, a Borzonasca. Vediamo i doni: l'oro, degno di un re, l'incenso, una resina di antico uso liturgico, il cui profumo sembrava che pareva, si pensava che fosse gradito agli dei, la mirra, una delle componenti dei processi di imbalsamazione, quindi quasi un richiamo, no, al destino del bambino. I re magi. Ma erano re. Una delle evoluzioni che è importante di questo, sono diventati re anche. Forse per un richiamo delle profezie dell'Antico Testamento, che parlano dell'adorazione del Messia da parte di alcuni re, anche sono alcuni salmi che dicono questo. Poi c'è la presenza di cammelli, guardate anche qua, dietro, vedete? Certo, è credibile che lo mezzo per spostarsi, il mezzo di trasporto dei magi potessero essere dei cammelli, ma c'è anche un riferimento forse a questi animali nella Bibbia, tipo il profeta Isaia: una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Median e di Efa, quelli di Seba verranno tutti portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Ma andiamo avanti. Luca, l'Evangelista, subito dopo la nascita di Gesù, con l'annuncio ai pastori, passa alla circoncisione di Gesù. La circoncisione, l'Evangelista parla della circoncisione nell'8° giorno della nascita, e sottolinea, ed è quasi più interessato a questo quasi, che quella è l'occasione da cui viene dato al bambino il nome di Gesù, come detto dall'angelo nell'Annunciazione a Maria e anche a Giuseppe in sogno. Poi dice 40 giorni dalla nascita, quindi 33 dopo la circoncisione, Gesù viene portato al Tempio per i riti prescritti dalla legge. E qui viene la presentazione dal Tempio, dove la famiglia porta, come le famiglie più povere, una coppia di tortore o giovani colombe. Qui avviene l'incontro con Simeone, che riconosce nel bambino il Messia, e con la profetessa Anna. Questa circoncisione, che troviamo a San Giacomo, è trovata come circoncisione, indicata nei testi come circoncisione o presentazione al Tempio. Tante volte l'arte ha fuso e confuso la circoncisione con la presentazione al Tempio, ponendo elementi dell'una e dell'altra. Non a caso in quest'opera è indicata con i 2 nomi, ma la presenza del vassoio, presente in tante opere d'arte sul tema della circoncisione, e del monogramma di Gesù qua in alto, quindi del nome di Gesù, farebbe pensare proprio alla circoncisione, perché è l'occasione in cui viene dato a Gesù il nome che ha indicato l'angelo. Poi il fatto che Giuseppe non abbia a mano la colomba, altro aspetto iconografico presente, farebbe proprio propendere per questa tesi. Anche se in realtà, come abbiamo visto per lo sposalizio della Vergine, ci sono delle inesattezze storiche nella narrazione di questi fatti che vanno poi a intrecciarsi. Ecco. Anche la presenza del sommo sacerdote in questa scena potrebbe esserlo, ma insomma, non sono all'altezza, non è il momento, ecco, di cercare di fare un'analisi critica da questo punto di vista delle opere. Andiamo avanti. Qua in Basilica, presentazione al Tempio, Cianfanelli, è chiaro, c'è Giuseppe con la colomba, però segno di quella confusione di cui parlavamo prima. Ho trovato su testi anche dell'800, il Luxardo, per esempio, indica quest'opera come il sacro rito della circoncisione, anche se farebbe pensare piuttosto alla presentazione al Tempio.
Invece a San Lorenzo, sempre sull'altare, la mensa dell'altare di Italo Primi, era Pallese, autore morto, artista morto negli anni '80, troviamo, negli anni '80 del XX secolo, troviamo questa scena. Anche in questo caso la colomba mi ha chiarito sul tema di questo terzo quadro della mensa di San Lorenzo. San Giuseppe alla colomba, cioè il vecchio Simeone, Maria col bambino, la profetessa Anna, evidentemente. E poi c'è la scritta sotto che ci dice qual è l'oggetto di questa scena. Egli è qui per la risurrezione. Positus est in resurrezione. Riprende la frase di Simeone, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Ma andiamo avanti nella nostra narrazione. Qui, ecco, vediamo la fuga in Egitto. La fuga in Egitto e la strage degli innocenti. È Matteo che ce la racconta. Quindi Matteo, dopo i magi, quindi ci dice che Gesù nacque a Betlemme da una vergine promessa sposa di Giuseppe, racconta l'adorazione dei magi e adesso ci parla della fuga in Egitto e della strage degli innocenti. Un angelo apparve in sogno a Giuseppe, gli dice di andare, prendere con sé il bambino e la madre e fuggire in Egitto. Poi un angelo lo avvertirà di tornare una volta Erode, che Erode è morto. Perché Erode si era accorto, lo sappiamo, no? Che i magi l'avevano burlato, erano passati da un'altra strada e a un certo punto decide di mandare a uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio da 2 anni in giù, la strage degli innocenti. A influenzare l'arte e la diffusione di questo tema, anche qui, è l'ampia diffusione dei testi apocrifi che hanno circolato nel mondo latino. Hanno fornito dettagli molto abbondanti, rispetto al sobrio racconto dei Vangeli, del Vangelo di Matteo, e i pittori e l'arte hanno attinto, ognuno col proprio stile, ampiamente da questo. La letteratura apocrifa ha fornito anche i nomi di città. Hermopolis con il suo tempio, con 365 idoli che si abbattono a terra frantumandosi quando la famiglia entra nel tempio per trovare rifugio, pseudo Vangelo di Matteo. Ma anche la letteratura copta ha costruito degli itinerari della Santa Famiglia. Gli apocrifi hanno arricchito il viaggio sempre con accompagnatori, dettagli, miracoli. Uno di questi sono gli alberi che si piegano per offrire datteri a Maria, particolarmente bisognosa, probabilmente golosa, bisognosa di nutrirsi durante questo lungo viaggio. Gesù che accelera il viaggio per evitare ai genitori di soffrire troppo il caldo nel deserto. Insomma, questo è il Vangelo arabo-siriaco dell'infanzia. Abbiamo una quantità di dettagli. Questo, l'immagine che presentiamo adesso, è sulla volta di una delle 2 navate della Basilica di Santa Margherita, Giuseppe Isola, dopo 1875, autore. Tra l'altro che questo autore ha dipinto, per esempio, l'allegoria del commercio dei Liguri sul soffitto del Salone Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. A parte la presenza degli angioletti, qui è molto sobrio, ma qua siamo a San Michele. Questa è la tavoletta fiamminga che fa compagnia a quell'altra che abbiamo già visto della Natività. Vediamo qua in alto, sembrerebbe una statua, vedete, con la testa rotta. Forse potrebbe essere proprio un riferimento a quella questione che ponevo, che gli apocrifi hanno anche raccontato, per esempio, di questo tempio nel quale i 365 idoli, come i giorni dell'anno, si sono abbattuti a terra frantumandosi, eccetera, eccetera, al passaggio della Santa Famiglia. A San Siro, il Resio va, nel 1904, a dipingere
la sosta della famiglia, il riposo dalla fuga in Egitto. Vedete qua. I datteri che si piegano con intervento angelico per dare sostegno al riposo della Santa Famiglia, anche un serpentello lì che scappa. E invece, quanto riguarda la strage degli innocenti, abbiamo quest'opera di Nicola Cianfanelli. Direi più riuscita, ecco, che le volte della navata della Basilica, 1829. Quest'opera rappresenta questa affollata scena, la foto non rende molto, molto grande quest'opera, con esiti apprezzati, specie dalla critica ottocentesca. Per esempio nel Giornale del Commercio e delle Arti, numero 50, edito in Firenze nel 1842, nella Rivista Europea Giornale di Scienze Morali, Letteratura, Arti e Varietà, edita a Milano nel 1843, quest'opera ha una critica con un ampio successo. E vediamo appunto divisa in un certo senso in gruppi nei quali si svolge questa scena della strage degli innocenti, con questi uomini che con le loro spade vanno a colpire questi bambini, una mamma lì al centro che tenta di scappare, un'altra che cerca di aggrappare l'uomo, dietro stessa scena, un momento si avverte proprio le dinamiche, il movimento, il panico, il dolore di una cosa del genere. E chiudiamo questa carrellata, spero di non avervi tediato con questi racconti, con un'immagine invece, un'altra strage degli innocenti, opera contemporanea, opera impegnata, che ci proietta verso nuovi tentativi di rappresentare questo tema. Quest'opera è del professor Sergio Antola, nostro concittadino, anche lui vogliamo omaggiare, morto all'inizio di questo mese di dicembre 2020. Artista, insegnante, non solo di storia dell'arte, ma anche della tecnica pittorica. Tra l'altro ha fatto diversi incontri allo Spazio Aperto. L'opera, che attualmente non si trova in chiesa, è stata donata da Sergio Antola alla parrocchia di Megli, sulla collina di Recco. Il dipinto vuole essere una invocazione di pace universale per tutti gli uomini, secondo le preghiere di Papa Francesco, quindi denuncia e speranza. Ci sono delle citazioni artistiche, negli sguardi, nelle posizioni dei personaggi, dal 400 al XX secolo. Anche un foglio con la citazione di Guernica di Picasso. Altro opera di denuncia. Da Maria, che sta alzandosi per andare incontro al figlio che sta salendo nudo come la verità e la giustizia. Io ho attinto ampiamente, grazie a un foglio che mi ha dato la famiglia, che ringrazio, nel quale proprio lui stesso aveva descritto l'interpretazione di quest'opera. Il bambino ha una palla, che è il mondo, viene distratto e trattenuto da una scena. Un anziano palestinese con in braccio una bambina dilaniata dalla guerra. Alcuni giornali riportano, vedete per terra, le notizie della strage di Gaza. Quindi abbiamo voluto toccare anche i giorni nostri, per proiettarci con questo tema, non solo per omaggiare l'autore, ma anche per proiettarci con questo tema verso le rappresentazioni che ne darà l'arte di autori contemporanei. Con questo abbiamo finito il nostro incontro. Spero di non avervi tediato, ma di aver percorso insieme questo tratto, questa narrazione in questo periodo di Natale, di questo Natale 2020 così strano. Mi faccio portavoce, mi hanno detto, Presidente, Consiglio di Spazio Aperto, di augurare a tutti in questa occasione un
buone feste, se è un anno prossimo che ci auguriamo per tutti migliore di quello passato, e seguite poi sui canali social i prossimi appuntamenti che ci saranno allo Spazio Aperto. Grazie a tutti per essere stati con noi.